PSR Sicilia 2014-2020 approccio leader, buone prassi a confronto e opportunità per i nostri territori rurali è il titolo dell'incontro svoltosi ieri sera a Ribera in occasione del Pizza Fest, in cui si è parlato delle iniziative a lungo termine per il sostegno dello sviluppo rurale nel nostro territorio. Il GAL, gruppo di azione locale nel territorio sicano, ha le idee chiare. È fondamentale collaborare con gli enti pubblici ed associazioni di categoria, afferma Salvatore Sanzeri, presidente del GAL Sicani. La nostra regione ha tanto da proporre sia da un punto di vista artistico-culturale sia da un punto di vista enogastronomico. I nostri odori, i nostri sapori, le nostre coste, tutti elementi che il mondo apprezza e dallo stesso tempo ci invidia. È ora di potenziare la capacità recettiva della nostra terra e di spendere tutte le energie per fare e per fare bene. Il GAL ha avuto un ruolo nella passata programmazione molto importante nel mettere assieme, nell'incrementare, nel sollecitare imprese, associazioni, comuni a cercare di valorizzare tutto quello che c'è nel nostro territorio. Le risorse sono immense da questo punto di vista, noi siamo in grado di proporre a chi viene da fuori, a chi oggi vuole vivere la nostra realtà, perché il nuovo turismo che noi vediamo, io lo vedo a Cianciana in particolare. Cianciana è caratterizzato ormai da una ondata di stranieri che comprano casa e abitano e vengono ad abitare a Cianciana, è fatta ormai di persone che non vengono soltanto per stare seduti, per stare coricati sulla spiaggia, per godersi il mare, ma sono persone che vengono a vivere le nostre realtà, a mangiare come noi, a parlare assieme a noi, e hanno piacere che vengano a discutere di problemi, se la lingua lo permette chiaramente. Ecco, però siamo in presenza ormai di una nuova ondata di turisti che può essere veramente importante occasione di sviluppo per la nostra terra. Angelo Palamenghi, direttore del GAL Sicani, questa sera a Ribera. Quali risposte avete avuto dalla regione, ancora più macro dal fronte nazionale, per quanto riguarda il vostro piano di sviluppo? Rispetto alla regione il nostro piano di sviluppo è stato messo a finanziamento. L'istruttoria è stata chiusa, siamo in attesa giorni che ci notificano il decreto di finanziamento e siamo già pronti per partire. Veramente siamo partiti già stasera e siamo partiti da Ribera, perché Ribera è uno dei due nuovi comuni che è entrato a far parte del nuovo GAL ed è da qui che abbiamo voluto partire, perché è qui che vogliamo potenziare l'attività di animazione, qua come anche a Porto Empedocle, raccontando quello che abbiamo fatto e raccontando soprattutto quello che vogliamo fare. Stasera ad esempio siamo qua con dei soggetti che hanno attuato il piano della scorsa programmazione e stanno raccontando le buone prassi che possono essere replicate così come a Ribera, così come in tutti gli altri comuni. Stasera stiamo parlando delle opportunità che da ora al 2020 il GAL metterà in campo per i territori rurali e siamo qui con lo stesso entusiasmo che abbiamo avuto sempre, perché convinti che senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di realmente grande, e noi lo stiamo facendo con l'approccio dal basso e con gli attori del territorio.